La sconfitta con il classico punteggio subita dal Matera ad Andria ha provocato un po' di delusione tra gli sportivi, ma solo perché ha interrotto la brillante serie positiva dei biancazzurri, che nelle 7 partite precedenti avevano ottenuto ben 10 punti, facendo dimenticare quello che rimane l'unico e vero obiettivo del Matera in questo campionato, vale a dire la salvezza. Se però si guarda al di là del risultato di 0-2, non si può non mettere in evidenza la buona prova di Doriano e compagni in terra pugliese. Soprattutto nel primo tempo, giudicato da Salvori tra i migliori disputati dalla squadra, i biancazzurri hanno controllato la partita a loro piacimento, sfiorando il gol in più di un'occasione e meritando gli applausi dello stesso pubblico andriese. Probabilmente la squadra ha denunciato una certa fragilità sul piano psicologico, in quanto una volta subito il gol non ha saputo reagire con la necessaria determinazione, subendo anzi il raddoppio. Altra considerazione da fare riguarda le circostanze in cui sono maturate le due reti, vale a dire in seguito a calci piazzati. Non è la prima volta che ciò succede, per cui, al di là dell'assenza di De Canio, che nella circostanza avrà pure avuto il suo peso, probabilmente c'è qualcosa da rivedere e da curare nel reparto arretrato della squadra, che, attento ed ermetico nelle normali fasi di gioco, denota qualche distrazione o ingenuità di troppo sui calci piazzati. Comunque, bisogna pure valutare in giusta misura il fatto che la squadra è pressoché priva di difensori marcatori di rincalzo, per cui quando uno dei due titolari, Ghedino De Canio, viene meno, Salvori è costretto a ricorrere ad alcuni adattamenti occasionali. Per fortuna De Canio domenica rientra regolarmente in squadra, per cui contro lo scorbutico Martina si potrà schierare la migliore formazione. Con la sconfitta di domenica il Matera può ora contare su un vantaggio di 4 punti nei confronti della terzultima, un distacco considerevole, ma è pur sempre opportuno essere guardinghi ed evitare facili rilassamenti. A 7 giornate dal termine, con 4 partite da disputare in casa e 3 in trasferta, occorrono almeno altri 6-7 punti per avere la certezza della permanenza, un traguardo non difficile da conseguire, in attesa che si gettino le basi per il prossimo campionato, che non può non essere d'avanguardia per non deludere ulteriormente l'attesa dei tifosi e degli sportivi materani. Perché ciò avvenga occorre definire alcune questioni preliminari, prima fra tutte quella dell'allenatore. Salvori sarà riconfermato? Quale garanzie chiede alla società? Che cosa la società è in grado di garantirgli? Quali sono i programmi per l'anno prossimo? Ecco le domande a cui forse non è ancora possibile dare una risposta, ma che è opportuno cominciare a porsi.